Mate, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che nos mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. E saranno loro a mostrarnos l'importanza dei loro studi, dai traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e dagli obiettivi che hanno tagliato per l'avenire. Puntate di Night di UE, o la rina di scuviergi dos diversi eccellenze laboratoriali dell'Università del Friuli. Utacarin con Saida Favotto in tai laboratori di analisi sensoriale e poi dopo la rina sarà in compagnia di Alessandro Moretti in tai laboratori di ingegnerie energetiche e ambientali. Così dal laboratorio di analisi sensoriale di Via Sondrio in compagnia del professore Iacomin e del dottore Saida Favotto, che è tecnica dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. E come la rinaviodi c'è molta funzione che è questo remonte. Benissimo. Allora, chi ha un ufficio che viene utilizzato dalle persone che imposti la prova di analisi sensoriale, chi ha una sala riunioni, e chi ha la cucina di tipo professionale che serve per preparare i campioni che vengono somministrati alle persone che partecipano ai test di analisi sensoriale. Una parte delle cabine per il lavoro individuale dagli assaggiatori che vengono qui per i nostri test. Che laboratori qui si compone essenzialmente di due ambienti, un che ha le proprietà chieste, che consente di lavorare in maniera individuale per far sì che le persone possano valutare i prodotti dalla maniera migliore possibile, col massimo della concentrazione. Si tratta quindi di un ambiente per arrivare a capire quali sono le caratteristiche del prodotto che stanno analizzando. Abbiamo a disposizione queste cabine che possono funzionare con differenti tipi di luce. Abbiamo una luce bianche oppure abbiamo una luce rossa che vengono utilizzate quando vogliono evitare che le persone siano influenzate dal colore. E quindi, ad esempio, se abbiamo a disposizione un formato di analizzare e di capire quali sono le caratteristiche su anche un vino, a volte può essere importante mascherare il colore perché le persone si concentrino su quelle sono le caratteristiche o dall'olfatto, dal gusto e anche dalla consistenza in bocche. Con l'analisi sensoriale è possibile analizzare qualunque tipo di prodotto. Noi nel nostro dipartimento lavoriamo soprattutto con prodotti alimentari e giustamente tu hai notato dai calici perché anche il vino è uno dei prodotti che viene analizzato frequentemente nei nostri laboratori. E allora, come Saida, nos meni tu di quattro bande e tu nos das una cerce di come funziona la cabina per i cerchiatori? Anin. Ecco, allora si chiama dal nostro laboratorio sensoriale che è costituito in quel caso qui da 5 postazioni e che consentono agli assaggiatori di valutare, di fare le valutazioni più raffinate, perché qui non si tratta semplicemente di valutare se un prodotto ha plus o non plus, ma di là proprio tal sottile, che si fanno i test più sofisticati, si va a indagare che sono le caratteristiche, le sfumature, i dettagli di un prodotto. Nel caso del vino, ad esempio,
un lavoro faticoso, perché come avete l'esperienza di tutti, a volte le sensazioni, ad esempio, olfattive sono estremamente fluttuanti, rapide e in continua evoluzione, per cui dal giro di pochi secondi bisogna essere in grado di fare delle valutazioni il più possibile attendibili. E questa viene fatta attraverso l'addestramento di gruppi, di persone che si chiamano regolarmente con costanza per poter imparare a riconoscere i descrittori che vengono punteggiati tramite il computer e il software che viene impostato dall'ufficio che viene veduto all'ingresso. E come ho sentito le ultime stanze dall'intero laboratorio, ovvio in tutte le schiere di ordinatori, un schermo principale da UR. Che succede al Saida? Beh, questo è l'ambiente principale dei nostri laboratori, consiste in 24 postazioni che vengono usate sia per scopo didattico, quindi dai studenti della nostra università, ma anche per accogliere le persone che partecipano ai test sensoriali per motivi di ricerca. Queste risposte sono estremamente rigorose e misurabili, no? Questa è la differenza. È una specie di complementare che si avvicina a quel che è il lavoro dei sommelier. Che da queste parte hai manco poesie, hai manco descrizioni con termini che sono sicuramente evocativi ma non sono misurabili, perché il caso qui non viene risposte oggettive, quindi una base sicura, un ciuculdur di caratteristiche che descrivono in maniera precisa quel che è il prodotto. Dentro dai laboratori dal Dipartimento Politecnico di Ingegnerie e Architetture. Io sono in compagnia di Alessandro Moretti, che le da ora assierà il suo dottorato di ricerche in Scienze di Ingegnerie Energetiche e Ambientali. E come insieme con te ho la rina scovierci un po' il tuo percorso. Intanto alle biel biodi un giovane così appassionato di ricerche e allora ti domandi come ti è nasciuto il tuo interesse? Allora, in generale, il mio interesse è cominciato quando stavo studiando le lauree magistrali qui a Udine e ho deciso di fare le tesi in quell'ambiente qui di ingegneria sanitaria con il professor Daniele Goi e allora ho scoperto un mondo che mi piaceva perché mi è sempre piaciuto lavorare con le aghe, ho studiato idraulica, quindi mi è sempre piaciuto una roba così, ma applicare anche per che non c'è di dome equazioni matematiche, studiare idrauliche e bonde, anche applicarle in ambiente, mi è sempre interessato e quindi ho fatto che tesi qui riguardanti gli impianti di depurazione dei aghi, reflui e mi sono appassionato in questo e ho deciso di proseguire il percorso. Ingegnerie sanitarie, in specifico qual è il tuo settore? Il mio settore è in pratiche, come il mio progetto di dottorato, la Acchioli Aghe Reflue e chiatà mus innovativi, introduci nuovi trattamenti in maniera tale di là a riutilizzare che sagis, sporchi, refluis in maniere nuove di come per esempio riutilizzare in agricoltura o per altri processi in una visione di economia circolare, di riutilizzazione, di circular economy, come si dice internazionalmente e queste è l'idea base.
E questa economia circolare mi fa pensare che Ducas, il tuo settore di ricerca, ha sedi interdisciplinare, tal senso che ha dentro anche altri settori. Anche è vero, perché io sono ingegnere civile ambientale, ma in generale che il progetto che ha sì le matematiche e le fisiche tipiche di ingegneria, ma anche le chimiche o le biologie, perché basta pensare un'eaghe reflue e robe e io un'eaghe che è venuto in contatto con qualche persona, attività antropologiche, qualsiasi attività che si è sportiata in qualche modo e è di trattare, sportiata tal senso che sono cambiati i parametri iniziali rispetto alle fin, in maniera da tornare a utilizzarle, perché le robe che si fanno in comune di abitudine sono trattati in modo di tal che sia discaricabile, ma non si pensa attualmente a recuperare le robe che hai dentro, quindi si butta via tutto, si tratta tutto perché è più facile. Invece io tiro recuperare questi aghi, recuperare in particolare i nutrienti dei aghi che sono azoto, fosforo e potassio principalmente, che sono anche il nutrimento principale delle piante, e quindi che interdisciplinarità e funzione anche perché come che disin sempre, le ricerche che vengono portate in denant in l'Università del Friuli, Ducas sono peadis al territorio, perché il TO è un caso di studi sul trattamento des agis di scaric, che però torna buono per tutto il territorio. Esatto, sì. Io mi focalizzo come magari su implanti di zone, sono ridotto, ma che robe qui dopo e poi se di ampliate e generalizzate in tutto il territorio italiano o anche all'estero. Il cambio è magari qualche parametro, qualche considerazione in base al clima, in base alle localizzazioni, in base alle presenze di aghe, alle capacità di arrivare a che aghe, perché non è sempre facile. Però il concetto è a volte applicabile di ogni banda. Alessandro, tu sei giovane, ma mi pare che tu vedi le idee ben chiare. E allora ti domandi, tu hai quasi sierato, no, il tuo percorso di ricerche. E un domani ce farai tu? È sempre una bella domanda che chi. Sì, allora non mi manca tanto alle fine, sono al terzo anno, già più o meno la metà, e quindi ho di cominciare a confrontarmi e a pensare a un futuro sicuramente. Alla di dici che ho cominciato col progetto di dottorato anche perché mi è sempre piaciuto insegnare, magari quindi anche per provare a stare nel tal mondo all'università o comunque arrivare a insegnare, ma il mio studio mi rende anche magari più appetibile per un'azienda perché sono specializzato o lavori ogni giorno con le ingegneria sanitaria, quindi con le AGHIS, eccetera. Quindi non è male, magari mi può dare servire anche per la fuori dell'università, sicuramente. Vi darei il prossimo anno, dai. Vabbè, ma allora intanto, veduto che tu hai stampa velata di questi esperimenti che tu fai, non mostreresti tu in tal concreto in ciò che consiste nelle tue ricerche? Sicuro, poi in là vi ho di come in laboratori le ricerche che faccio. E allora Nin? Allora Alessandro, come che tu ti sei scambiato di vestito, miglior che tu hai messo su intorno il grumalon e che tu non sai preparato che i contenitori lì, biodinti in azione anche più chimiche. Sì, quando tu hai di là a fare un esperimento, comunque là a studiare le tomiscelle, in caso particolare le aghe reflue, tu hai di partire dall'inizio, quindi tu hai di là inserire tutti i parametri che ti possono occorrere, parlare a magari anche inserire a un possibile programma di modellazione o comunque parlare a dimensionare un impianto o un qualsiasi linea che tu hai di fare, tu hai di sapere un minimo le grandezze di misura della tua concentrazione. Quando tu vai di concentrazione o tu vai sempre di milligrammi al litro. Quindi tu hai di capire che robe qui. E se molto fatto con particolare esperimento che si può inchiattare in un manuale, in un libro o delle letterature standardizzate che tu hai di seguire per sapere che è giusto se che tu vas a tirare, il parametro che tu vas a tirare. In quel caso ho preparato un minimo apparato di misure per là a tirare l'azoto e qui ho avviato una particolare
componente dell'azoto è il P diffuso di Duc, che è le ammoniache. E andiamo a studiare le quantità di ammoniache contenute in un campioncino di aghe e reflue. Bene, allora fanno sviodi queste ammoniache in che percentuale che si chiate? Perfetto, allora, se mularino a misurare, prima di tutto non soccorre un macchinario calchi che si chiama spettrofotometro e che va a misurare le quantità di luce che passa all'interno delle miscele, perché la ring ha sfruttato un esperimento colorimetrico, quindi ci vuole dire o partendo da una soluzione che è domeaghe e quindi non vares di sé di ammoniaca dentro, quindi che lì le doprin come riferimento e un avviodi troppo che si colore con le aggiunte da stesse reagenti le nostre aghe reflue già preparate, quindi con le differenze di colore ognuno a studiare le concentrazioni all'interno di ammoniaca che ho vendito prima all'interno delle nostre aghe. Quindi si va prima di tutto a aggiuntare 3 gotti di calchi che è un stabilizzatore. Di minerale, quindi per evitare interferenze, che siano interferenze queste misure. E dopodiché si va a aggiuntare calchi che ha un nome particolare del reagente, che è fatta apposta per colorare le miscele in base alle quantità di ammoniaca che è dentro. Quindi si va a aggiuntare con che si chiama pipette, si va a aggiuntare dentro 1 millilitro in entrambi i due, un paromp. E come si vede subito chi non si è colorato massa alle ius perché chi era le aghe e quindi non vares di sé di noi dentro. Calatri invece che le aghe reflue al vares di sé di una percentuale al vares di colorarsi subito. E di fatto lo viodin. Infatti c'è molto viodin, esatto, che è il colore specifico dalle ammoniache. Ogni componente ha una differente colore, quindi per esempio le ammoniache gialle, altri può essere di arancione, può essere di rosa, può essere di celeste, dipende. Come ho messo lì un momento per uniformare le robe e ho vindi là a misurare le differenze di luce che passa, quindi si va a mettere dentro che robe qui che si chiama cuvette, quindi ho versato direttamente il buttino dentro il contenuto che ho lavorato prima e dopo calatri. E come l'inta fa calchi come riferimento, quindi lo metti in dentro, si ring, quindi metti che l'aggeggio qui per non fa passare luce, o non fa prima setta il riferimento, quindi la metti un 0 di riferimento per dirgli le to aghe reflue di misurare in confronto con il 0 di riferimento. Che sarà la nestreaghe. La nestreaghe senza le nestreaghe distillate. Quindi l'ha fatta alla sunat, quindi come l'ha registrata il valore, e ognuno metti dentro calatri, che è il nestro di misurare. O le misure, ognuno avviodi che come nos dà le letture e al ven fuori i nostri risultati. E quindi ho sono arrivato a capire che le nostre aghe reflue e sono che i milligrammi litro di azoto e quindi in base a che ognuno ha dimensionare una robe, di se trattamento per un rispetto a calatri in base alle quantità e quindi calcola un primo passo per arrivare al scopo finale dal mio progetto, comunque di qualsiasi campagna di misure, per arrivare a fare un programma di modellazione, un dimensionamento dell'impianto e tutto il resto.